scrittura per lodare il tuo santo nome attraverso quello che ci diremo, per glorificare il nome di Gesù Cristo, che è il Padre che addestra i figli. E noi, Signore, vogliamo essere tuoi figli. Vogliamo essere istruiti, vogliamo essere istruiti attraverso il tuo discernimento, perché il nostro, Signore, non è sufficiente. Sia benedetto il tuo nome, Signore. Ti benediciamo nel nome del Padre, ti benediciamo e ti lodiamo nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo. Amen. Dunque, dicevamo, Proverbi, capitolo 4. Ricominciamo dal versetto 1, proprio che abbiamo già letto, e leggiamo tutto il testo. Figlioli, ascoltate l'istruzione di un padre, state attenti a imparare il discernimento, perché io vi do una buona dottrina, non abbandonate il mio insegnamento. Quando ero ancora piccolo presso mio padre, tenero e unico presso mia madre, egli mi insegnava dicendomi: il tuo cuore conservi le mie parole, osserva i miei comandamenti e vivrai. Acquista saggezza, acquista intelligenza. Non dimenticare le parole della mia bocca e non te ne sviare. Non abbandonare la saggezza ed essa ti custodirà. Amala ed essa ti proteggerà. Il principio della saggezza è: acquista la saggezza, a costo di quanto possiedi, acquista l'intelligenza, esaltala ed essa ti innalzerà, essa ti coprirà di gloria. Quando l'avrai abbracciata, essa ti metterà sul capo una corona di grazia. Ti farà dono di un magnifico diadema. Ascolta, figlio mio, ricevi le mie parole e anni di vita ti saranno moltiplicati. Io ti indico la via della saggezza, ti avvio per i sentieri della rettitudine. Se cammini, i tuoi passi non saranno raccorciati. Se corri, non inciamperai. Afferra saldamente l'istruzione. Non lasciarla andare, conservala, perché essa è la tua vita. Non entrare nel sentiero degli empi e non ti inoltrare per la via dei malvagi. Schivala, non passare per essa, allontanatene e va oltre. Essi infatti non possono dormire se non hanno fatto del male. Il sonno è loro tolto se non hanno fatto cadere qualcuno. Essi mangiano il pane dell'impietà e bevono il vino della violenza. Ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. La via degli empi è come il buio, essi non scorgono ciò che li farà cadere. Figlio mio, sta attento alle mie parole, inclina l'orecchio ai miei detti. Non si allontanino mai dai tuoi occhi, conservali in fondo al cuore, poiché sono vita per quelli che li trovano, salute per tutto il loro corpo. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Rimuovi da te la perversità della bocca, allontana da te la falsità delle labbra, i tuoi occhi guardino bene in faccia, le tue palpebre si diricano dritto davanti a te. Appiana il sentiero dei tuoi piedi, tutte le tue vie siano ben preparate, non girare né a destra né a sinistra. Ritira il tuo piede dal male. Fin qui la parola di Dio. Amen. Dunque, dicevamo che ruoteremo il nostro ragionamento attraverso 4 parole. Le prime 2 sono dei nomi: discernimento, il primo, il secondo, custodia. Sono 2 nomi astratti, si dice nella grammatica italiana. Gli altri 2
termini che useremo sono due voci verbali, ascolta e afferra. Ci muoveremo soprattutto attraverso questo ragionamento che parte da un primissimo verbo, che è un verbo che ci fa comprendere come il fondamento della parola si affermi nell'ambito dell'istruzione. Istruire, voce verbale, insegnamento, richiama l'insegnamento. E l'insegnamento è anche un dato tecnico, perché si tratta di dare informazioni, ma avete osservato che il nostro testo si fonda soprattutto su questo termine che è il termine discernimento. Discernere, saper comprendere, capire fino in fondo. Il discernimento è una capacità particolare che può essere anche esercitata, attraverso la quale l'uomo, la donna, l'essere umano può comprendere. Il discernimento non appartiene ai vegetali, non appartiene agli animali, il discernimento è solo degli uomini. Quindi l'insegnamento va coltivato e in un certo senso potremmo dire che, sai, non basta. Tant'è vero che la parola ci invita anche a essere attenti a non abbandonare, a seguire con diligenza. Il chiaro riferimento è alla lettura continuativa. E noi, per applicarlo alla nostra vita contemporanea, oggi dobbiamo essere attenti alla lettura continuativa della scrittura. Non possiamo dire che questo brano lo conoscevamo già, perché avrà qualcosa da dirci di più, anche dopo che l'avremo letto molte volte. E la lettura continuativa implica anche la riflessione continuativa che ci porta al discernimento. Ora, l'autore di questo testo ha una consapevolezza precisa dell'insegnamento e ricorda come il padre e la madre siano i protagonisti dell'insegnamento. Non ci è sfuggito che è soprattutto il padre che deve essere responsabile. Tant'è vero che il versetto 3 dice: quando ero ancora bambino presso mio padre, tenero e unico presso mia madre, attenzione al pronome che segue, egli mi insegnava dicendomi. Allora è il padre che ha la maggiore responsabilità in una famiglia. Io penso che questa sia un'applicazione che la dobbiamo tenere presente anche oggi. Il padre ha maggiore responsabilità rispetto alla madre, però con questo non si vuole dire che la madre è esclusa o deve svolgere un ruolo di secondo piano. La madre è importantissima e si accompagna al padre, ma il padre non può mancare, se non per ragioni di forza maggiore, perché il padre può non esserci, ma la responsabilità paterna è maggiore. Attenzione al versetto numero 4. Il cuore conservi le parole. La conservazione è una conservazione non intellettuale, è una conservazione non mnemonica. Qualche volta in qualche ambiente è stato insegnato al Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E viene pronunciata questa preghiera con un meccanismo, con un automatismo che corre il rischio di sfuggire al vero senso della preghiera che il Signore insegnò ai suoi discepoli. E allora ecco che la conservazione non deve essere intellettuale, ma deve nascere dal cuore, deve essere veramente interiore, una conservazione spirituale, diversa, che ci induce a capire i comandamenti. Il padre deve avere autorità e comandare. Dio Padre comanda. Naturalmente attraverso questa voce verbale comanda bisogna
essere estremamente attenti a usare discernimento. Alcune cose che vengono dette dal nostro Padre Celeste non si discutono. Ama il prossimo tuo come te stesso, perdona, prega, istruisciti, sono comandamenti. Danno vita, saggezza, propongono intelligenza. Non dimenticare, dice il testo che abbiamo letto. Non ti sviare, è importante la memoria, ma questa memoria deve vivere nell'ambito di quella che è la continuità. La saggezza, soggetto, versetto 6, ti custodirà. Allora, quando penso alla custodia, io penso a un soggetto che conosco poco, ma che non ha mai smesso di stupirmi. L'attenzione con la quale i musicisti custodiscono i loro strumenti. Questi oggetti sono trattati, sono toccati. Ne ho visto uno anche ieri. Il musicista nei confronti di questo strumento ha una cura particolare e lo pone in un contenitore speciale, per cui è diverso il contenitore di uno strumento dal contenitore di un altro strumento. La custodia. Lo strumento musicale è protetto e la saggezza ci protegge e ci custodisce. E questo è il senso della custodia che ci viene dalla saggezza, che è la conseguenza di questa attenzione continuativa, diligente, questa lettura. Le parole della mia bocca, non te le dimenticare, scrive l'autore del testo. C'è un figlio che ha dimenticato le parole della bocca del padre. La scrittura non fa menzione precisa a quello che è l'insegnamento del padre. Intuitivamente potremmo dire che forse questo padre ha insegnato. Non lo sappiamo con esattezza. Sappiamo però che il figlio di cui parleremo ha dimenticato o non ha messo in pratica la saggezza. Leggiamo la sua storia in Luca al capitolo 15, i versetti sono tra 11 e 20. Andiamo in Luca capitolo 15, versetti, ripeto, tra 11 e 20. Un uomo aveva 2 figli. Il più giovane di loro disse al padre: Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame? Io mi alzerò e andrò dal padre mio e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. Un figlio non saggio, un figlio che sperpera tutti i suoi beni. Sperpera nel modo peggiore. Il fratello, nel brano che segue, ricorderà al padre che è stato veramente devastante il ruolo di questo fratello. E un figlio che non ha dimostrato saggezza, non ha messo in pratica la saggezza, ma
avuto un barlume di lucidità nel momento estremo del bisogno, quando si è accorto che avrebbe potuto recuperare in parte ciò che ha perduto, l'attenzione di suo padre. Si sarebbe accontentato di essere un servitore. Qui si vede in questo brano anche l'amore del padre, che non lo vuole come servitore, ma lo vuole recuperare pienamente, anche se i beni ormai sono stati divisi, Non dice all'altro fratello il padre, quello che è mio è tuo. In questo momento non c'è più un azzeramento, ma certamente un atto d'amore indubbio. Questo padre lo vede da lontano e gli va incontro, pensiamo un po' a questo termine, lo vede da lontano, non lo vede da vicino, lo vede proprio avvicinarsi da lontano, e quando lo vede gli va incontro e lo cerca. Questo ci fa venire in mente, anche per la simbologia che possiamo leggere all'interno di questo brano, che noi tutti, compresi quelli che sono all'ascolto, che hanno perso la grazia di questo Padre Celeste, non l'hanno persa per sempre, ma possono restituirla. E se noi abbiamo all'ascolto, perché noi che siamo qui all'interno di questa sala ci conosciamo e sappiamo che non siamo in questa condizione, ma se c'è qualcuno che ci ascolta, che ha perso l'amore del Padre, sappia che questo amore può essere recuperato, che questo Padre ti ama ancora e ti vede da lontano. Basta che tu ti riconosca bisognoso dell'amore di questo Padre. Quindi se c'è qualcuno che ci ascolta, che ha bisogno dell'amore di questo Padre Celeste e si rende conto di avere sbagliato, di essere stato in mezzo ai maiali, e naturalmente anche questa è una simbologia, sappia che questo Padre è lì che ci aspetta, tutti. Infatti vorrei leggere anche Matteo al capitolo 19, al versetto numero 13, e anche il 14 e il 15. Ecco, il video c'è già. Allora gli furono presentati i bambini perché imponesse loro le mani e pregasse. Ma i discepoli li sgridavano. Ma Gesù disse: lasciate i bambini, non impedite che vengano da me, perché il regno dei cieli è per chi assomiglia a loro. E imposte loro le mani, se ne andò via di là. Dunque ecco questo comportamento da padre che ha Gesù, che molte volte si proclama il fratello, che molte volte si proclama l'amico di coloro che lo stanno a sentire, ma qui nei confronti dei bambini lui è proprio un padre, e il padre è amorevole e il padre sa che questi bambini hanno bisogno dell'istruzione, non mandateli via. Non crediate che i bambini un giorno impareranno, è troppo presto. Il rischio molte volte è quello di credere che è troppo presto per insegnare loro delle cose importanti. I bambini sono molto più ricettivi di quello che noi crediamo. Questa mattina un bambino di 7 anni che è entrato a casa mia ha giocato, si è misurato con un Olivetti lettera 35 degli anni 70. Io sfido molti bambini a prendere in mano l'Olivetti lettera 35, dopo che gli fai vedere due cose, questo bambino sapeva scrivere, quasi quasi, perché i bambini sono molto ricettivi, e se un bambino riesce a manovrare, e mi ha detto: lasciami aprire questa parte perché voglio vedere i meccanismi. Se i bambini sono così ricettivi nei confronti di queste cose, i bambini possono essere ricettivi anche nei confronti dell'amore di Dio, che è molto più diretto, molto immediato. Quindi lasciate che i bambini vengano a me, dice Gesù. E lasciare che i bambini vadano a Gesù significa anche che noi come padri abbiamo delle responsabilità e non dobbiamo solamente delegare. Nelle chiese evangeliche ci sono le scuole domenicali
che sono dei momenti in cui i bambini vengono incontrati da maestre che hanno veramente un dono speciale e un amore particolare nei confronti dei bambini, come nei confronti dei giovani, ma non si deve dire, come genitori, lo fanno loro, perché questo è un altro rischio che, e questa volta parlo dei padri cristiani, corrono il rischio di dire questo lavoro lo fanno le maestre. Tanto io sono a posto, lo porto lì la domenica, so che lo educano bene. Ecco, quindi lasciare che i bambini vengano a me significa essere comunque responsabili nei confronti dei bambini. Abbiamo visto la storia di un padre amoroso, abbiamo visto la storia di un figlio che non ha saputo usare il suo discernimento, ma che poi ha recuperato il discernimento, e guardiamo adesso la storia di un padre che usa il suo discernimento e che è apprezzato per il suo discernimento. Questa storia la troviamo in Genesi, il capitolo è il 48, i versetti sono tra l'8 e il 16. Per chi ci segue da casa, che ha poca dimestichezza con la scrittura, vorrei dire che è il primo libro proprio della Bibbia. Appena apri il Vecchio Testamento tu trovi il libro della Genesi, e il capitolo numero 48, ecco che io vado sul testo mentre voi potete seguirlo nella linea, da 8 a 16. Israele, stiamo parlando di Giacobbe, chiamato con un altro nome Israele, guardò i figli di Giuseppe e disse: questi chi sono? Giuseppe rispose a suo padre: sono i miei figli che Dio mi ha dati qui. Ed egli disse: ti prego, falli avvicinare a me, ed io li benedirò. Gli occhi di Israele erano annebbiati per l'età e non ci vedeva più. Giuseppe li fece avvicinare a lui ed egli li baciò e li abbracciò. Israele disse a Giuseppe: io non pensavo più di rivedere il tuo volto, ed ecco che Dio mi ha dato di vedere anche la tua prole. Giuseppe li allontanò dalle ginocchia di suo padre e si prostrò con la faccia a terra. Poi Giuseppe li prese tutti e due, Efraim alla sua destra e alla sinistra di Israele, e Manasse alla sua sinistra e alla destra di Israele, e li fece avvicinare a lui. E Israele stese la sua mano destra e la posò sul capo di Efraim, che era il più giovane, e posò la sua mano sinistra sul capo di Manasse, incrociando le mani, perché Manasse era il primogenito. Benedisse Giuseppe e disse: il Dio alla cui presenza camminarono i miei padri, Abramo e Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino a questo giorno, l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi ragazzi. Ci soffermiamo qui. La benedizione di questo padre sui suoi nipoti. I patriarchi di Israele che sono benedetti. E dunque ecco che la benedizione fa parte della saggezza, fa acquisire saggezza. Il nostro testo dal quale siamo partiti, e ritorniamo adesso a Proverbi, dice: acquista saggezza. A costo di quanto possiedi. Mi viene in mente un brano in cui il Signore parla di un mercante che ha trovato una perla, e questa perla è così preziosa che pur di comperarla vende tutto. Mi viene in mente anche un brano che è molto celebre: cercate prima il regno di Dio, tutto il resto vi sarà dato per di più. Il regno di Dio è una promessa, tutto il resto ve lo dà. E poi, pensate al versetto, mette sul capo una corona di grazia. Abbiamo avuto il piacere di festeggiare il fratello Kevin. Questo giovane fratello si è laureato. L'altro ieri abbiamo fatto la sua festa di laurea qui, in questa sala, e gli abbiamo messo sul capo una corona.
la corona che corrisponde alla corona dell'oro, che è un po' una tradizione ultimamente, è diventata una tradizione per tutti i laureati. Ma Kevin, abbiamo detto pubblicamente, ha sul capo una corona di grazia, perché Kevin ha ricevuto la grazia, il perdono dei suoi peccati, che gli è venuto da Dio, che gli è venuto tramite Gesù Cristo, perché si è riconosciuto peccatore, anche se è un bravo ragazzo che non ha mai fatto niente di male. Kevin è un peccatore e si è riconosciuto peccatore, bisognoso di avere questa grazia. Allora quella corona che aveva in testa era una corona di alloro di un giardino, come ce ne sono tanti, ma aveva quasi quasi un valore diverso, quello di essere la corona di grazia. È stato graziato da Dio, da Gesù Cristo. Il versetto 10 ci induce a riflettere sulla terza parola sulla quale dovevamo concentrarci. E la voce verbale è quella di ascoltare. Ascolta, figlio, un accenno accorato. Ti amo. Fidati, Dio Padre ci dice. Ti amo, confida, non preoccuparti. Io ho una domanda per voi che siete qui in sala, ma anche per coloro che ci seguono online. Il Signore quante volte ti ha detto fidati? Lo hai sentito in questi ultimi mesi dire fidati? Per quale motivo il Signore ti ha detto fidati? O non l'hai sentito, o forse così non ha parlato con te. Questo potrebbe essere l'oggetto anche della parte della discussione che seguirà e noi in questo caso non saremo più online, però anche a chi ci ascolta potremmo dire quante volte il Signore ti ha detto fidati in questi mesi. Lo hai sentito? Punto di domanda. Il versetto 13 ci rimanda alla quarta parola sulla quale avevamo deciso di soffermarci. Afferra l'istruzione. Anche questa voce verbale mi fa venire in mente delle immagini che sono particolarissime. Afferrare, prendere con forza, con vigore, stare attenti a non perdere la presa, perché io penso a quando alcuni istruttori nel servizio, qualcuno si ricorda, di Vigili del Fuoco, ci diceva che avremmo dovuto afferrare un capo di una corda o di una struttura che avrebbe potuto aiutare qualcuno a salvarlo. Afferrare vuol dire prendere con un'assoluta decisione, non perdere la presa. Afferrare la parola, afferrare la saggezza significa non perdere la presa. Bisogna stare attenti perché può scivolare dalle mani la presa e allora dobbiamo stare attenti a non perderla. Versetto 14. Non entrare nel sentiero degli empi. Anche queste sono parole che ci devono far vedere come figurativamente si può immaginare questo smarrimento. Ci sono delle strade facili, Gesù stesso dice che è larga la via che porta alla perdizione, che è spaziosa, invece il sentiero dei giusti è un po' più impegnativo, qualche volta è estremamente difficile. Schiva quella strada dove entrano i malvagi, quella strada è pericolosa. Schivate per passare, non passare o non passate, comunque per essa allontanatene e va oltre. Perché i malvagi ci sono, i malvagi vogliono far sviare. C'è qualcuno addirittura che non può dormire, versetto 16, se non ha fatto del male. Sono al buio, non se ne rendono conto e vogliono portare al buio anche gli altri. La via degli empi è come il buio, ha ragione il versetto numero 19. La via degli empi è proprio un'assoluta incapacità di vedere. Sta attento alle mie parole, versetto 20.
E ripeto, stai attento, orecchi, occhi, cuore, questo per la tua salute, perché devi imparare a custodire ancora una volta la voce verbale di prima il tuo cuore di più di ogni altra cosa. E siamo al versetto 23, poiché custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti di vita. Dal cuore arrivano a noi le sorgenti della vita. Stai attento alla perversità della tua bocca. La tua bocca deve essere molto attenta a quello che tu pronunci. Allontana da te la falsità. Voglio rimandarvi a Giacomo, l'apostolo, che al capitolo numero 1, versetto 26 dice: se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la lingua e inganna se stesso, la sua religione è vana. Pensate un po', è inutile parlare di cristianesimo, di attenzione verso tutti quelli che sono i comandamenti, se non stiamo attenti a questi comandamenti. Dobbiamo essere estremamente attenti alla nostra bocca. Qualche volta noi viviamo in un mondo in cui le persone hanno un linguaggio così aperto, in senso negativo, che non ci rendiamo conto noi stessi del fatto che dobbiamo tenere a freno la lingua, perché la lingua, come dice Giacomo al capitolo 3, quindi più avanti ai versetti 8-13, andiamo a vedere ancora Giacomo al capitolo 3, ai versetti 8 e 13, vedete un po' che cosa sta scritto: ma la lingua nessun uomo la può domare, è un male continuo, è piena di veleno mortale. E sono parole piuttosto forti. È piena di veleno mortale. Con essa, stiamo leggendo, benediciamo il Signore Padre, con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Pensate un po', dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. È successo anche a noi, qualche volta. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Chi fra di voi è saggio e intelligente, mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Pensate un po', la saggezza, l'intelligenza, che è un richiamo continuo. Dunque, al versetto 27 ancora, ritira il tuo piede dal male, guarda dove cammini. E chi ritira il suo piede dal male, chi guarda dove cammina, chi è estremamente attento alla sua lingua, sta dimostrando di saper gestire la propria saggezza. Abbiamo esaminato questi brani e abbiamo fatto una certa mente locale su questo libro dei Proverbi, e voglio dirvi anche che Porte Aperte, che è l'organismo che è al servizio dei cristiani perseguitati, ci dice che cosa insegnano i padri ai loro figli. Vi voglio leggere questa pagina perché, anche se è particolarmente triste, è inutile nasconderci di fronte alle cose tristi, perché noi in Europa siamo tutti contenti e corriamo verso il semaforo, e loro invece hanno dei problemi, e tra i problemi che hanno, quello dei padri che devono insegnare ai figli alcune cose. Insegna a tuo figlio
che è importante nascondere con cura la piccola Bibbia di famiglia, seppellendola nel giardino di casa ogni sera, per evitare di essere scoperti e arrestati. Corea del Nord. Insegna a tuo figlio ad affidarsi a Dio quando dovrà correre nella foresta con tutte le energie all'arrivo dei terroristi di Boko Haram, venuti al villaggio per derubare e uccidere i cristiani. E questo è un insegnamento che ci viene dal Camerun. Insegna a tuo figlio che la solitudine e il bullismo a scuola sono la normalità per i bambini cristiani nella vostra zona. Per questo non deve vergognarsi. E questo insegnamento dal Bangladesh. Insegna a tuo figlio a non aver paura quando gli abitanti del villaggio lanceranno pietre sul tetto della vostra casa, perché ospitate un gruppo di cristiani per leggere la Bibbia. Questo viene dal Laos. Insegna a tuo figlio a incontrarsi di nascosto con gli altri bimbi e ragazzi della Chiesa, perché il governo lo vieta ai minori di 18 anni. E questo insegnamento viene dalla Cina. Io penso che possiamo chiudere questa parte della nostra riunione pregando per questi insegnamenti. Signore, ti preghiamo per i bambini della Corea del Nord che devono imparare a nascondere con cura la piccola Bibbia. Signore, ti preghiamo per i bambini del Camerun che dovranno scappare all'arrivo di Boko Haram. Ti preghiamo, Signore, per i bambini del Bangladesh che sono tristi, vittime di bullismo. Non ci sarà nessun avvocato, nessuna trasmissione televisiva che li difenderà. Signore, ti preghiamo per i bambini del Laos che vedranno forse le loro case al centro di un lancio di pietre sul tetto, perché le loro case ospitano riunioni di gruppo per la lettura della Bibbia. Signore, ti preghiamo per i bambini della Cina, perché non possono incontrarsi, perché il governo lo vieta loro. Signore, ti preghiamo per tutti i bambini dell'Occidente che sono abbandonati da genitori che danno loro molti giocattoli, molti oggetti, molti beni, molti bicchieri di Coca-Cola, molto affetto, ma non danno la Bibbia. Ti preghiamo per tutti i bambini della città di Udine che sotto i 18 anni possono essere ancora considerati tali che non hanno la Bibbia. Alcuni forse non l'avranno mai o la respingeranno. Ti preghiamo, Signore, per i bambini italiani e europei che non hanno un padre che insegna loro che la tua parola è una perla preziosa, Signore. Ti preghiamo, Signore, per tutti i bambini che poi sono diventati adulti, che non hanno fatto tesoro di queste parole e che hanno creduto che tutto questo è un atteggiamento culturale, è un modo di essere, come se fosse l'appartenenza a un club sportivo o a un partito politico. Signore, manda il tuo spirito abbondantemente su tutti i bambini, principalmente su tutti i bambini, su tutti coloro che debbono ancora imparare dai loro genitori a vivere i tuoi insegnamenti, Signore. Noi te lo chiediamo potentemente nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, Signore. Amen. Ci lasciamo con questo momento di preghiera che abbiamo avuto e per chi ci segue online, l'invito alla Chiesa Cristiana Evangelica di Udine, via Croazia 14, ogni domenica mattina verso le 10:30, un momentino prima, vi aspettiamo. Se volete venire anche dopo a conoscerci alla fine dei culti, noi siamo in una zona della città facilmente raggiungibile, via Croazia, zona
tra Cusignacco e il mercato ortofrutticolo. Per tutti gli altri amici e i fratelli della Chiesa che invece ci seguono online, l'appuntamento tra qualche minuto, chiedo conferma, se l'appuntamento è tra qualche minuto, esatto, l'appuntamento tra qualche minuto per rileggere, per ritrovare insieme queste cose. Signore benedica a tutti coloro che sono online, arrivederci, buon